alquanto rilevante, sono 76 edizioni e una delle fiere più longeve d'Italia addirittura. Sì, il plauso va sicuramente ai fratelli Piccardi, Rudy, Gic, a Sicilia Oro, a Tour del Gioiello, per il terzo anno ospitati qui ad Etna Fiere, una location che ormai vede la presenza solo di grandi fiere dal respiro nazionale e internazionale. Una fiera questa che senz'altro è tra le più longeve, questo ne dimostra la grande forza, addirittura quest'anno si ripeterà in ben due capoluoghi provincia, Catania e Palermo. Questo dimostra il potere enorme di una buona organizzazione, di un settore che seppur soffre come gli altri una crisi, se ben gestito riesce a dare risposte sul territorio. Da questo ovviamente anche tra le vetrine si riscopre che oltre al lusso sfrenato, il classico, il gioiello d'oro, i diamanti, le pietre preziose, oggi il gioiello è anche un lusso rivisitato per i più giovani, dove si ritrovano materiali innovativi come può essere l'uso dell'acciaio, la gomma, il plexi, quindi tutto può essere lusso e gioiello. Chiaramente il Made in Italy la fa da padrone qui ad Etna Fiere, e quindi noi come sempre siamo onorati di vedere i grandi risultati dell'organizzazione di Sicilia Oro, e quindi vi aspettiamo. Perfetto.